fenomeno del secondary ticketing per quanto riguarda Napoli-Inter, quelli che sono stati i problemi riscontrati dagli utenti sono dovuti ad altra causa, forse problema di natura tecnica. A quel punto abbiamo detto chi meglio di Amedeo Bardelli può chiarire qual è la vera situazione? Non direi che c'è un problema tecnico. Io quello che ho letto anche su altri media, ho sentito parlare di problemi tecnici. Signori miei, quando c'è un'affluenza enorme su un sito web, i siti web che hanno una loro modernità garantiscono la continuità. Garantire la continuità vuol dire che entra automaticamente una coda dove la gente rimane in fila. Se la coda è enorme, come si è creata, è perché la gente che si è messa in coda, tantissimi non avevano diritto all'acquisto, perché l'acquisto era riservato ai possessori di Fidelity Card Napoli. Quindi se tanta gente non aveva la Fidelity, si è messa comunque in coda, arrivata al momento dell'acquisto, gli è stato richiesto il codice della tessera e non poteva entrare, però ha creato chiaramente una coda di persone che doveva essere poi mano a mano smaltita, e quindi siamo arrivati anche a 15.000 persone in coda, ma perché sono decine e decine e decine di migliaia di persone che hanno acceduto al sito, e tante, la maggior parte, non ne avevano diritto, non avrebbero mai potuto acquistare. Quindi chi entrava poi dalla coda prendeva il biglietto tranquillamente. Infatti noi abbiamo esaurito la disponibilità, tra l'altro anche dovendo gestire i punti vendita, perché sui punti vendita chiaramente c'è stata anche lì un'affluenza, sono stati venduti diverse migliaia di biglietti, e quindi se questo comporta un dimensionamento del carico delle vendite tra il web e i punti vendita. Quindi bisogna comprendere come funziona un sito internet di vendita biglietti, e purtroppo molte volte queste informazioni non si hanno, non si capiscono, e si vedono le fotografie fatte sul terminale con una coda e si interpreta come un sito che è in tilt. Non è vero assolutamente. A proposito, insomma, sempre di tale argomento, credo che anche secondo quanto risulta a voi è escluso il secondary ticketing. Chiedo se la pubblicità del fatto che tali biglietti dovessero essere acquistati con tessera del tifoso è stata fatta, se era stato chiarito questo aspetto, a chi toccava chiarire questo aspetto, perché poi ecco, si è generato un misunderstanding, un malinteso che magari chiaramente insomma sarebbe stato meglio evitare. Chi avrebbe dovuto evitarlo? Guardi, io le posso garantire che c'era sul sito del Napoli scritto chiaramente nelle modalità di vendita. Credo che se andate ancora adesso troverete ancora questa pagina. C'era scritto nelle modalità di vendita del sito Ticket One, quindi probabilmente sapete cosa succede? La gente dice: si vende su internet, non sto tanto a leggere, vado subito e provo a mettermi e provo ad acquistare il biglietto. Il vero problema che dovrebbero rendersi conto un po' tutti, e secondo me è questo che meriterebbe una focalizzazione, è il fatto che una partita di questo tipo sta avendo una disponibilità di stadio di provincia. Cioè il 50% del Maradona non è assolutamente sufficiente a gestire tutte quelle che sono le esigenze di una partita di questo tipo. Quindi capire e cercare di operare in modo tale di allargare questa capienza, e magari negli ultimi giorni della settimana andare a vendere un altro 25%, arrivare al 75%, forse accontenterebbe altri 12-13 mila tifosi. Ora, sappiamo il periodo che stiamo attraversando, ma vi rendete conto che si va al cinema, si va al teatro al 100% e stiamo in luoghi chiusi, e allo stadio invece abbiamo il 50%. Questo lo vedo assurdo, e
meriterebbe una focalizzazione più che il tilt delle vendite. Abbiamo venduto tutti i biglietti ieri, quelli che c'erano a disposizione. Quindi diciamo, la notizia è anche del sold out già ieri, giusto? Esatto, già ieri abbiamo fatto sold out garantendo le vendite sia sui punti vendita sia che sul web in maniera ordinata. Abbiamo avuto, ve lo dico, abbiamo avuto qualche problema su alcuni punti vendita, ma abbiamo avuto qualche problema tecnico su qualche punto di vendita che è stato poi prontamente risolto, quindi niente di particolare, il problema è che insistono 100.000 persone su un numero di posti che sono chiaramente limitati e questo va gestito con le code. Ve le troverete sempre nelle altre partite perché i siti moderni di ticketing funzionano così in tutto il mondo. Giusto, per certi aspetti insomma è condivisibile. Ora però le chiedo, ho la vaga sensazione che per il prossimo appuntamento importante del Napoli in casa si ripresenti il problema di questa coda di persone senza la Fidelity Card che proverà ad acquistare il biglietto e quindi ci ritroveremo nella stessa situazione di oggi. Le chiedo, voi di Ticket One avete studiato un'alternativa per evitare tutto ciò? Della serie che prima di tutto bisogna mettere il numero della tessera del tifoso, se no non si accede al sito. No, però scusate, qui Prego. ci siamo trovati di fronte ad una limitazione di sicurezza. No. Cioè noi nelle altre partite del Napoli, dove poi abbiamo venduto avendo anche il sold out per alcune partite senza nessun problema, perché non c'era il limite della sicurezza, non c'era il limite della tessera, si potevano acquistare i biglietti sia con la tessera in digitale che con il biglietto stampa a casa, quindi era totalmente libero il canale internet. Per questa partita sono state date delle limitazioni, anche adesso oggi partirà la vendita del settore ospiti solo sui punti vendita e non su internet, con esclusa la Lombardia. Cioè, ci sono alcune partite che hanno queste limitazioni. Invece ci sono partite come quella per esempio con il Barcellona, dove la vendita adesso è riservata esclusivamente ai possessori di Fidelity perché hanno una prelazione, ma poi quando ci sarà da fare la vendita libera sarà totalmente aperta anche su internet, non solo a fidelizzati ma anche sul questo. Ma è chiaro che le code, se il sito internet avrà un enorme accesso, ci saranno sempre, saranno più rapide, più veloci, perché chiaramente non ci saranno queste discriminazioni tessere del tifoso o stampa a casa, quindi non ci sarà questo, però in sostanza la coda esisterà sempre quando si crea un affollamento. È come quando si va alla posta, no? Ci sono 10 sportelli, arrivano 30 persone, le prime 10 vanno agli sportelli, gli altri 20 stanno in fila. E questo quando la persona arriva allo sportello, fa la sua pratica normale e chi sarà dentro il sito internet potrà prendere il suo posto, sceglierselo in mappa con tranquillità nel tempo che gli è stato dato, che sono 20 minuti, e poi una volta acquistato il biglietto se ne esce tranquillo. Quindi vi ricordo che senza code, quando arrivano 100.000 persone su una mappa, si blocca tutto, cioè non hai nessuna possibilità poi di gestire la massa di persone. La coda serve per gestire la massa. Tutto chiaro, quindi è proprio il server che magari poi scoppierebbe, diciamo così, se tutti entrassero contemporaneamente, a quanto ho capito, giusto? Ma sì, ma non è una questione di capacità, perché qui adesso entriamo nell'ambito informatico, non è una questione di capacità di un server, di fila. Cioè adesso si tratta di capacità di applicazione. Ricordiamo che un'applicazione per un biglietto calcio fa dei rimbalzi che sono al Ministero degli Interni per vedere se la persona è da Spata o meno. Ci sono una serie di operazioni che vengono fatte che non hanno solamente la capacità elaborativa di un server, ma che hanno una capacità elaborativa di un'applicazione.
che deve fare determinati rimbalzi e va a finire non solo su un server, ma su altri 3 server almeno. Quindi questo che cosa comporta? È una complicazione. Tante volte mi dicono, no, ma cioè, che è una transazione per acquistare un biglietto? Per acquistare un biglietto di un concerto è molto molto più semplice, si compra il biglietto e finita lì. Per un biglietto del calcio devi inserire tutto nome, cognome, luogo, data di nascita, devi andare al Ministero degli Interni, devi dirgli ma questa persona è da Spada? Adesso te lo dico, sì è da Spada, allora gli devo restituire un messaggio che non può acquistare il biglietto, se no, se non è da Spada, posso dargli il biglietto, ma glielo devo andare a chiedere al Ministero degli Interni. In più devo fare tutte quelle che sono le operazioni di gestione del biglietto all'interno di una mappa o all'interno di un best seats, per esempio, cioè al miglior posto, a secondo quello che sceglie l'utente, e quindi è una situazione molto più complessa rispetto a una qualsiasi transazione di merchandising quando si compra una maglietta, per esempio, no? A parte che c'è un affollamento diverso, però è diverso e questo è difficile farlo capire agli utenti, è difficile, e allora si cerca di essere ordinati, di avere particolare attenzione anche sul secondary ticketing, perché non ci sono problemi di secondary ticketing, perché tutto quanto è nominativo, il biglietto è nominativo, le persone si presentano ai controlli col biglietto nominativo e con un documento, arrivano al tornello col biglietto già controllato al prefiltraggio, e su questo il Napoli è organizzato molto bene. Quindi, signori miei, io sono disposto a spiegarvi tutti i particolari, non ci sono problemi, però vi assicuro che i tilt di cui leggo veramente mi fanno ridere. Dottor Bardelli, noi anzi la ringraziamo chiaramente per essere stato oggi con noi, siamo certi che adesso anche attraverso calcionapoli24.it, oltre che calcionapoli24 TV, potremmo dare ulteriore diciamo, informazione a chi ci segue, in modo tale chiaramente anche da evitare che tali problematiche vadano a riproporsi in futuro, o comunque che vadano affrontate con un piglio diverso. Grazie mille, dottore, per essere stato oggi con noi. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie ad Amedeo Bardelli di Ticket One.